Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Video dello stupro di gruppo a Palermo in mano agli inquirenti. Il leader del branco che ha violentato la ragazza palermitana 19enne voleva metterli in rete probabilmente per venderli. Rompe il silenzio la vittima della violenza di Palermo. Avete rotto, basta con questa storia ignobile che una se la va a cercare, scrive la ragazza, e la gente solidarizza con lei. Lampedusa non può ricevere altri migranti, il grido d'allarme del prefetto di Agrigento, l'hotspot è stracolmo, oltre 4.000 profughi, intanto la nave Dattilo ha fatto sbarcare a Catania 373 persone. L'ultimo controesodo, coda e caldo in Sicilia in questo weekend di fine agosto, lunghe attese anche agli imbarcateri dei traghetti. Il sindaco di Catania, alla guida di un team, ripulisce il fossato del Castello Ursino. Sono i catanesi, i custodi del decoro della città, dice Trantino. Ancora buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Il video dello stupro di gruppo dunque è in mano agli investigatori che adesso insomma cercano di vederci chiaro su questa vicenda. Il ragazzo probabilmente voleva condividere il video in rete, si pensa anche che volesse venderlo il servizio. Sto eliminando tutto, sto mandando i video soltanto a chi li devo mandare, poi li elimino. Colui che ha ripreso tutta la violenza sessuale sulla ragazza 19enne di Palermo parlava così con un amico, una frase che porterebbe gli inquirenti a pensare che gli indagati abbiano girato le immagini del terribile stupro con il primario scopo di condividere tutto e poi vantarsi. Video che adesso sono in mano agli inquirenti. Il leader del gruppo è proprio colui che ha ripreso tutta la violenza con il suo cellulare. Passano i giorni ma emergono sempre più particolari sullo stupro di gruppo di Palermo, appunto il branco, ragazzi che però adesso implorano i giudici di scarcerarli perché hanno paura del carcere, piangono, si disperano, inventano di non aver mai fatto nulla. Nel branco di Palermo il profilo è quasi uguale per tutti, apparire sui social, tatuaggi, vestiti griffati, occhiali di ultima moda e poi quella continua ricerca di apparire tra dirette su TikTok e video di ogni genere. Abbiamo chiesto a un noto psichiatra siciliano se quello che è stato fatto alla povera ragazza 19enne deriva anche da quello che si apprende sul web. La rete è, soprattutto in questo momento, una sorta di amplificatore di odio. L'odio è anche questo una pulsione e purtroppo non è contenuta dal sentimento, è un agito. E l'odio passa dalla possibilità che ognuno di noi canalizza gli aspetti non risolti all'interno di questo sentimento, tra virgolette. Per cui c'è una mancanza di contenimento, la mancanza delle istituzioni, la mancanza delle famiglie. Bisogna far sì che questi giovani possano recuperare gli aspetti più positivi e più, se mi fate passare il termine, anche spirituali, perché oggi c'è una desacralizzazione totale. Intanto nella zona della Vucciria, da dove si è mosso il branco, come era già stato annunciato ieri nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, ci sono stati controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine, sequestrato anche un pub che era privo di autorizzazione, identificate persone e sono state elevate multe a diverse attività commerciali. Ondata di solidarietà dopo lo sfogo della ragazza sui social, stiamo parlando della ragazza che ha subito le violenze, che dice avete rotto, basta con questa storia ignobile che me la sono andata a cercare. È una testimonianza rabbiosa quella di questa 19enne, sentiamo Eva Spampinato. È uno sfogo rabbioso quello che la vittima dello stupro di gruppo di Palermo consegna ai suoi social. Con coraggio e senza giri di parole posta 2 storie su Instagram in cui scrive «Avete rotto, smettete di dire che me la sono cercata per i miei video e per come mi vesto». Ve lo dico usando un francesismo, mi avete rotto la pazienza, con cose del tipo «Ah, ma fai video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo». Ma certo, è per come si veste. Me ne dovrei fregare, scrive la 19enne, ma non lo dico per me. Dico che se andate a scrivere cose del genere ad altre ragazze che fanno post come i miei e alle quali succedono le cose che sono successe a me, queste si potrebbero ammazzare. Sapete cosa significa suicidio? Io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, altrimenti avrei già tolto i video su TikTok quando la notizia è uscita, perché sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro.
Io non cambio, perciò chiudetevi la boccuccia. Adesso ci occupiamo di migranti. Lampedusa non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Queste sono le parole del prefetto di Agrigento Filippo Romano, che replica alle polemiche dopo che la nave Ocean Viking con 438 migranti a bordo è stata dirottata a Genova anziché nell'isola delle Pelagie. Bisogna dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato, ha detto Romano. Nelle ultime 24 ore sono arrivati nell'isola con oltre 4.000 ospiti nell'hotspot, nell'impianto che si trova appunto nell'isola già è al collasso. Non ho capito quale sia la strategia del Ministero dell'Interno per fronteggiare gli sbarchi di migranti, ha detto il sindaco Filippo Mannino. Qual è la strategia per aiutare quest'isola? A gennaio c'era stata garantita la promessa di una nave che avrebbe dovuto fare la spola con la terraferma. Ad oggi questa nave, concluso Mannino, non è in servizio. Io non posso accettare che si trovi neppure un'area dove raccogliere i balchini, molti dei quali lasciati alla deriva dei soccorsi. E sempre in tema di immigrazione è arrivata al porto di Catania con 373 migranti la nave Dattilo, sono stati sbarcati ieri pomeriggio, un arrivo che poi, al quale è seguito il procedimento di identificazione, alla fine della quale i profughi sono stati trasferiti nell'ex hub vaccinale di via Forcile in attesa di ulteriori decisioni da parte del Ministero dell'Interno. E queste sono le ore del controesodo, di ritorno dalle ferie, file, code nelle autostrade siciliane, code anche ai traghetti. Ci fa il punto in questo servizio Manlio Viola. Giornata da bollino rosso sulle strade siciliane per l'ultimo weekend di agosto, segnato dal traffico del controesodo. Lunghe code si sono registrate dalla tarda mattina fino al pomeriggio sulla A18, l'autostrada Messina-Catania, ai caselli di Tremestieri, e lungo la A20, la Messina-Palermo, nel tratto Villafranca, Boccetta e Rometta. Code anche in città, a Messina, per effetto del traffico agli imbarcaderi, con i traghetti in partenza ogni 20 minuti e le auto smistate in base all'imbarcazione che si rende prima disponibile. 8 le navi private in azione, 5 quelle della compagnia Ferrovie dello Stato. Sul fronte occidentale dell'isola, traffico sostenuto per tutta la mattina lungo la A29, la Palermo-Trapani-Mazzara, anche a causa di un'auto in fiamme. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio, dopo lo spegnimento e la rimozione del mezzo. Un altro esodo di rientro in tono minore è comunque atteso per la prossima settimana, primo weekend di settembre. Intanto sul fronte del caldo l'allerta di livello 3, il più elevato, interessa attualmente 16 città su 27 capoluoghi di provincia, bollino rosso anche a Messina, arancione invece a Palermo e giallo a Catania. Il caldo continuerà anche per tutta la giornata di domenica, ma da lunedì è annunciato in attenuazione. La pioggia arriverà nell'Italia centro-settentrionale, mentre al sud e in Sicilia sarà soltanto sporadica, con precipitazioni locali, anche se le temperature scenderanno repentinamente anche di 7-8 gradi. Mancano pochi giorni e altre 9.000 famiglie siciliane non riceveranno più il reddito di cittadinanza. In questi giorni ci sono state proteste un po' in tutta la Sicilia. Abbiamo raccolto la testimonianza di una ragazza scesa in piazza a Catania. Dice: io non sono una divanista. Il servizio. Sono ritrovata abbandonata anche dallo Stato italiano, in quanto ritenuta occupabile in una città che non offre praticamente quasi lavoro, se non irregolare o in nero. Luana ha 30 anni, vive da sola da 11, non ha il supporto della famiglia e ha spesso lavorato in nero o con contratti lavorativi indecenti. Come lei, quasi 9.000 siciliani hanno ricevuto ad agosto l'SMS da parte dell'INPS di fine reddito di cittadinanza. Luana è una giovane occupabile, ma non sa se dal 1° settembre, tra 5 giorni, riuscirà ad accedere al nuovo sussidio da 350 euro, supporto per la formazione e il lavoro, che però è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione. Senza corso niente supporto. Ieri, in piazza, per l'ennesima protesta, ha raccontato ai nostri microfoni come il sistema dei centri per l'impiego fino ad ora non abbia funzionato. Il centro per l'impiego non mi ha completamente calcolata in questi anni, sono stata convocata soltanto una volta e sono stata io a presentarmi al centro per l'impiego altre volte. Molte agenzie non mi rispondono perché magari invio un curriculum ma non ottengo risposta, forse perché non inerente alle figure che loro ricercano, e non iniziate a dire non vogliamo lavorare. Io ho sempre lavorato in nero, la verità, non c'è niente di male a dirlo, questo è quello che ci offre l'umanità e questo ci prendiamo. Ho lavorato anche con un contratto
contratto misero che in realtà non era regolare neanche quello, perché da un part-time in realtà facevo doppio turno da 10 ore e mezzo, quindi comunque alla fine facciamoci un giro qua nelle città, qua a Catania, anche al centro storico, nei negozi, e chiediamo che tipologia di contratto hanno tutti i dipendenti. La Sicilia è la regione in cui sono arrivati più SMS in tutta Italia, sono 8.900, 2.914 a Palermo, 2.222 a Catania, le famiglie interessate in questo secondo invio di fine agosto. Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, impiegato per ripulire il fossato del Castello Ursino in pieno centro storico a Catania. Lo vediamo in queste immagini, un'iniziativa civica urbana che è cominciata dal lungomare di Piazza Nettuno. Il sindaco aveva già in apertura del suo mandato definito un obiettivo importante, quello del decoro della pulizia della città. Ieri all'iniziativa erano presenti fra gli altri anche l'assessore alle politiche giovanili Viviana Lombardo, l'assessore all'ecologia Salvo Tomarchio, il consigliere comunale Giovanni Magni, ma anche i consiglieri di opposizione come Maurizio Caserta, insieme a tanti altri catanesi che hanno sposato l'obiettivo del primo cittadino, con loro anche varie associazioni e universitari. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è condividere un messaggio in chiave di solidarietà e pulizia. Catania appartiene ai catanesi, che devono sentirsi i principali custodi delle bellezze della città. Intanto alcune persone che hanno abbandonato dei sacchetti di rifiuti sotto un albero in via del centro di Catania sono state multate, comportamenti inaccettabili, così li ha definiti il sindaco di Catania Enrico Trantino. E dal centro storico ci spostiamo invece a Librino per vedere la situazione del Palazzo di Cemento, che doveva essere simbolo di legalità e invece è diventato in poco meno di 3 anni un monumento nuovamente al degrado e servizio. Da quartier generale dello Spaccio a simbolo di riscatto e legalità, la Torre Leone di Librino, meglio conosciuta come ex Palazzo di Cemento, a distanza di 2 anni dalla consegna, ecco come si presenta. Infiltrazioni, fognature che scoppiano, infrastrutture incomplete, ascensori che non funzionano. In questo stabile di 16 piani ci sono 96 famiglie, alcune costrette a vivere in pochi metri quadrati. È una vergogna presentare una casa di questa. Mio figlio ha 3 figli e 2 sono 5. Una casa che non possono neanche dormire, proprio piccola piccola. Quanti metri quadrati è questa casa? Ma sarà 50 metri, 48, non è che lo so. Tanti poi i disabili, i residenti e gli anziani che rischiano quotidianamente di restare bloccati per ore in uno dei 2 ascensori di cui è dotato il palazzo, l'altro è fuori uso, nonostante i vari sopralluoghi e le costanti denunce. Questo è uno degli ascensori che si blocca. Si blocca facilmente, quasi tutti i giorni è il problema della porta, non chiude la porta. Al piano terra, in questi locali, dovevano sorgere delle botteghe. Tutto invece è rimasto in uno stato di degrado e abbandono. Ancora si vedono i resti di un drammatico passato, quando questo palazzo era un luogo di spaccio e pieno di nascondigli. Tutt'attorno poi siamo circondati da rifiuti di ogni genere. All'ingresso c'è una discarica a cielo aperto dove non mancano materassi e frigoriferi. Abbiamo chiesto che venga convocato urgentemente un tavolo tecnico alla presenza di alcuni assegnatari proprio per discutere sui vari problemi che affliggono la palazzina. Nei giorni scorsi il sindaco Trantino ha effettuato un sopralluogo. Adesso ci spostiamo a Gela, minuti di paura in un locale durante una cena. Un giovane ha rischiato di morire soffocato a causa di un boccone di carne andato di traverso. A salvarlo, pensate, è stata una barista che ha praticato la manovra di pronto intervento. Gerry Italia. Salvato dalla manovra di Heimlich mentre rischiava di morire soffocato da un boccone di carne rimasto incastrato nelle vie aeree. È successo a Giuseppe, giovane animatore che qualche sera fa stava cenando in un bar-ristorante sulla SS 115 che da Gela porta a Licata. Giuseppe e la fidanzata si stavano concedendo una cena rilassante ad una settimana dal loro matrimonio, quando, dopo aver ingoiato un boccone di carne, il giovane ha iniziato a strozzarsi. Istintivamente il ragazzo ha deciso di alzarsi dalla sedia e fare qualche passo, ma non è riuscito a liberare le sue vie respiratorie, neanche con l'ausilio di un cameriere che ha tentato di colpirlo ripetutamente sulla schiena. Attimi di paura che Giuseppe racconta così. In pochi secondi stava per finire tutto perché ero totalmente soffocato. Cercavo di darmi aiuto ma non riuscivo a liberarmi, non riuscivo a mandarlo giù e manco a farlo risalire. Poi ho cercato aiuto dentro, i ragazzi, lo staff del bar pisano mi hanno subito assistito.
Fondamentale l'intervento tempestivo di Priscilla, barista con alle spalle una solida formazione nel campo sanitario, che si è accorta del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di disostruzione. È una manovra che comunque dovremmo saper fare tutti, o comunque non solo questa, ma anche altre manovre di salvataggio. Dopo 1 minuto e mezzo circa che ha buttato via il boccone, ci siamo liberati completamente, sia lui che io, ed è stato veramente, grazie a Dio, perché è stato un miracolo del Signore. Non appena Giuseppe ha ripreso il colorito, i due si sono stretti in un lungo abbraccio. Se sabato lui e la fidanzata saranno sull'altare a pronunciare il loro sì, è soprattutto merito di Priscilla. E dopo questa bella storia di solidarietà ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Come annunciato parliamo di calcio. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie C, ma mancano anche pochi giorni alla chiusura del calciomercato. In casa Catania si lavora sulle uscite e sull'ingaggio di un nuovo centrocampista, mentre vola la prevendita degli abbonamenti. Anche il Messina si concentra sul mercato, mentre il Palermo osserva un turno di riposo. Sergio Colosi. Abbonamenti, esordio stagionale e mercato sono i 3 fronti su cui si muove il Catania. L'entusiasmo del popolo rossazzurro per una campagna acquisti da categoria superiore e anche di prospettiva è certificato dai numeri. In 4 giorni sottoscritte 11.514 tessere, dato superiore alle 11.427 totali dello scorso campionato. Mentre la squadra prepara l'esordio notturna venerdì al Massimino contro il Crotone, la società è impegnata al completamento dell'organico. Dall'uscita di Giovinco e forse di De Luca dipenderanno gli ingressi di un laterale destro, che potrebbe essere l'ex Calapai, e di un centrocampista, più Fabio Castellano che Giuseppe Mastinu, seguiti rispettivamente da Alessandri e Torres. L'altra siciliana di Serie C, il Messina, prenota Vincenzo Plescia per l'attacco. In uscita Daga, forse rimpiazzato dal giovane portiere De Matteis, manca un terzino sinistro. L'ennesima politica a risparmio del presidente Sciotto passerà dall'esame del campo, ma è un roster con troppa gioventù e scarsa qualità. Giornata di riposo in Serie B per il Palermo, che da calendario avrebbe dovuto affrontare la Reggina o il Brescia. Martedì prossimo appuntamento serale nel turno infrasettimanale a Reggio Emilia. Aspettando l'annuncio ufficiale degli arrivi di Di Francesco ed Henderson, la società rosanero, dopo aver ceduto Saric all'Antalyaspor, darà Damiani alla Juve Under 23. E con questa notizia si chiude questa edizione di TG Sicilia. Vi ricordo che tra un po' seguirà la rassegna stampa curata dal collega Marco Carli. L'informazione invece su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:26 primi in punto. Allora, grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti i nostri telespettatori.